Il mese di settembre ha visto i grandi big della politica nazionale arrivare in Veneto. La prima a sbarcare in laguna è stato il ministro per l'integrazione Cécile Kyenge, che a Ca' Giustiniana ha partecipato ad un convegno sullo Ius Soli. L'occasione per il ministro per sottolineare l'accoglienza dimostrata nei suoi confronti dal Veneto. Regione molto accogliente. Io sono stata qui alla festa a Treviso, quindi credo che è anche una regione che sa come accogliere le persone. Qualche giorno dopo è la volta del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, prima in visita alla Mostra del Cinema di Venezia, poi alla Biennale. Nessuna dichiarazione lasciata dal Capo dello Stato, ma solo qualche battuta come quella con il Presidente della Regione Zaia. Siete fortunati ad essere Veneto e ad essere Venezia. Questo non lo dicono poi, questo è il problema. Non lo dicono questo. Zaia la prende tutta per sé, insomma. Ed è sempre a Venezia che arriva il premier Enrico Letta all'isola di San Giorgio per un vertice trilaterale tra i capi di governo d'Italia, Croazia e Slovenia. Letta che qualche giorno dopo a Caorle incontra un altro big della politica, il suo predecessore Mario Monti. Oltre alla politica, il mese di settembre è caratterizzato da un evento raro, un frammento di meteorite attraversa i cieli del Veneto. Il meteoroide, l'oggetto che ha provocato questa meteora, originario, aveva un diametro, si pensa, da pochi centimetri fino ad arrivare al metro, a seconda della densità dell'oggetto. C'è poi un grave episodio di cronaca a segnare questo mese. A Udine, lungo Lippovia, una praticante avvocato di San Michele a Tagliamento, Silvia Gobbato, viene uccisa con alcune coltellate. Il giorno dopo viene fermato un 36enne che confessa il delitto, spiegando che voleva rapire la ragazza per chiedere poi un riscatto. A chiudere il mese di settembre la questione grandi navi in laguna. Nella giornata che ha visto ben 9 navi da crociera transitare nel bacino di San Marco, va in scena la protesta contro il passaggio di questi giganti del mare in laguna. Fuori le navi!